No! Sta scuola di merda che mi distrugge. Oh, porco dine. Oh. Fanculo. Aspetta. Ma oggi è l'11 giugno. Vacanza! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, nel video di oggi volevo augurarvi buone vacanze perché sì, cazzo, sono iniziate le vacanze ed è finita la scuola. Io ho finito ieri, invece per quelli che hanno finito sabato io vi odio. Comunque, a parte gli scherzi, allora per coloro che hanno gli esami quest'anno voglio augurarvi buona fortuna e bocca in lupo e non fatevi incapitare dai professori. Poi un grazie speciale a tutti coloro che hanno messo mi piace al video precedente, quello là della migliore tecnica d'attacco. Se ve lo siete perso potete andare a guardare perché è bellissimo, bellissimo. Attualmente nel momento in cui sto parlando siamo a 9800 like, perciò tra poco arriviamo anche a 10.000, perciò veramente un grazie di cuore. Ragazzi, inoltre stiamo per arrivare a 50.000 iscritti, perciò volevo ringraziarvi di cuore per tutto il sostegno che mi date. Il speciale 50.000 iscritti dovrebbe o uscire domani o dopodomani, dipende dalla mia connessione internet ragazzi. Penso che ho detto tutto, perciò noi possiamo partire con le domande di oggi. Comunque vi ricordo che potete farmi le domande qua sotto nei commenti con l'hashtag KaiVlog. Ok, noi partiamo. Allora ragazzi, la prima domanda di oggi è di Nuri Nuredini che ci chiede: Fuck, qual è la cazzata più grande che avete fatto in classe? Ragazzi, vi parlo in prima persona della cazzata più grande che ho fatto io. Allora, l'ho fatto ieri o l'altro ieri. Infatti ho fatto vedere un video mio di YouTube a una mia professoressa e mi ha contato quante volte ho detto cazzo in un video. Perciò prof, se mi sta guardando mi perdoni se ho detto ancora cazzo, e la saluto, buone vacanze e non bocci nessuno. Francesco Romani ci chiede: quando hai fatto il tuo canale ti saresti mai aspettato di avere tutto questo successo? Allora Francesco, ti rispondo subito. Io ho iniziato a fare video nel lontano gennaio del 2014. Se mi sarei mai aspettato tutto questo successo, no, perché all'epoca io caricavo video veramente così dal nulla, quando avevo voglia lo facevo. E all'epoca mi ricordo che facevo video solamente per prendere in giro il mio capo clan, che era MarcoLu96, che vabbè è anche quello attuale. Perciò lo ringrazio, lo saluto e un grazie di cuore va anche a voi per tutto il sostegno che mi date. Oh, Daniele Meggiorini ci fa una domanda molto interessante. Fuck Kai. Kai, secondo te è possibile arrivare ad alti livelli senza gemmare? Grazie, sei un mito. Allora ti rispondo subito. Sì, è possibile arrivare a livelli molto elevati anche senza gemmare, però avrete solamente 3 o 4 muratori, dipende da come vi risparmiate le gemme. Io con 5 muratori ci ho messo ben 2 anni per arrivare a tutte difese maxate, perciò se non gemmate ci mettete di più, ma se gemmate bisogna averli i cash, bisogna averli. Leonardo Cabrella ci chiede: Fuck Kai, come ti senti quando fai il 99% in War? Se ti è mai successo, o magari quando hai fatto fail in War? Continua così, grazie, sei un grande. Allora, la mia reazione quando faccio il 99%. 98, 99? Finito il tempo, mamma. Cazzo, cazzo. Alessandro Rondina ci chiede: KaiVlog, cosa faresti se domani ti capitasse di svegliarti e scopriresti che era un sogno tutto quello che hai fatto su YouTube? Allora, se tutto quello che ho fatto finora su YouTube fosse stato un sogno, io direi cazzo, che bel sogno, e il giorno dopo mi sarei messo subito a fare video e imparare come si fanno i video, montare tutte queste cose qua, perché quello che sto facendo su YouTube mi piace veramente tantissimo, perciò voglio continuarlo senza mai fermarmi. Pepe of Clash ci chiede: Vlog Kai, chi ti ha dato la passione di iniziare a giocare a Clash of Clans e continuerai a giocarci dopo che avrai finito tutto? Allora, bellissima domanda, ti rispondo subito. Ho iniziato a giocare a Clash of Clans grazie a due miei zii che hanno attualmente rispettivamente 15 e 16 anni. Sì, sono una strana pala intera, praticamente sono pro zii di zii, ecco. Allora, ho iniziato a giocare grazie a loro perché ho visto che giocavano a scuola. Praticamente io nel 2013 andavo a scuola anche d'estate in Cina e oh cazzo, ho visto che giocavano anche loro, perciò l'ho scaricato anch'io. E se continuerò a giocare a Clash of Clans anche se avrò finito tutto? La mia risposta è sì ragazzi, penso che per un bel periodo continuerò a giocare finché i miei amici giocano
giocherò anch'io, perché ora non gioco per maxare le difese, ma gioco per giocare insieme ai miei amici del clan. Manuele Mitro ci chiede: Fakakai, come ti è sembrata Jesolo? Ti mancherà? Che progetti hai per il futuro? Sei un grande, salutami, auguri per i 40.000 iscritti. Allora, questo commento è un pochino vecchio, del 31 maggio. Comunque, grazie lo stesso per i 40.000, ora stiamo per arrivare ai 50.000. Come mi è sembrata Jesolo Lido? Bellissima ragazzi, veramente bellissima, soprattutto di notte c'è di tutto a Jesolo. Se avete 16-17 anni andate a Jesolo, vi divertite come non so cosa, ecco. Comunque volevo ringraziare i ragazzi che mi hanno salutato a Jesolo, e soprattutto quei due, vi amo, quei due che mi sono andati a chiedere la foto quando ero al bar con le tedesche, e ho fatto un figurone, mio Dio, grazie di cuore ragazzi. Allora, per il vlog di oggi era tutto, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento, e noi ci vediamo al prossimo video. Aspettate ragazzi, un'ultima cosa, per chi volesse farmi un favore lascio sotto in descrizione questo link, praticamente voi cliccate il link e fate invio, è il sito di un contest, praticamente è il sito di un contest dove partecipa anche mia nipote, praticamente se lei vince va in Cina a cantare. Allora vi faccio ascoltare un attimo come canta. Ecco ragazzi, se volete aiutarla a farla vincere, praticamente quando voi aprite il sito, allora dato che i nomi qua sono in cinese non capite, allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora mia nipote è la numero 6, andiamo dentro, questa qua è la sua foto. E torniamo dietro. Per votarla basta cliccare qua, vota, e si becca un voto. Ragazzi, se volete potete votare mia nipote, naturalmente io non vi costringo a fare nulla, se volete potete farlo, naturalmente è un favore che fate a me. Vabbè, questo era tutto per il video di oggi, come al solito lasciate un like, un commento, soprattutto se vi è piaciuto la intro di questo video, ragazzi, è mitica questa. Allora, è tutto per il video di oggi, e noi ci vediamo al speciale, penso di domani o dopodomani.